La lotta alla mafia va combattuta con coraggio anche in Veneto. Un teatro colbo e granito da tantissima gente ha accolto un figlio delle nostre terre del nord-est, Don Luigi Ciotti, arrivato a Mestre, che ha dialogato sul tema della corruzione con Francesca Rispoli dell'Ufficio di Presidenza Nazionale di Libera. È la regione in cui sono nato anch'io, io Pieve di Cadore, qui siamo nel veneziano, Mestre, città che ho frequentato tante volte su tanti temi. Vivo con inquietudine una serie di segnali che avvengono nel nostro paese, avvenuti anche qui. Sarà poi il percorso della magistratura, le varie indagini. Una cosa è certa, che noi non possiamo essere cittadini a intermittenza secondo i momenti delle emozioni, ma cittadini più responsabili. Il Veneto e Venezia non si possono sottrarre. Il problema della corruzione della mafia è presente in tutto il territorio nazionale, ecco, con accenti e colori diversi. E al di là di tutto quello che appare, questa è una regione in cui la presenza in forme e modi diversi c'è e come c'è. Vanno però valorizzati, secondo Don Ciotti, anche gli aspetti positivi della nostra società civile. Mai generalizzare, mai semplificare, fare emergere il positivo che c'è, collaborare chi sa, chi percepisce nel modo giusto, ecco, dovete la caccia alle streghe, evitare di etichettare, di semplificare, però prendere coscienza di un problema perché la corruzione c'è in forme e modi diversi e qui sono terre meravigliose, c'è un giro quindi di industrie, di aziende, di forme varie e inevitabilmente che le mafie usano, che possono fare affari e in modi diversi, loro riescono ben camuffate ad esserci.